Questa sera inizieremo un ciclo di brevi meditazioni e voi sapete che quando dico brevi è assolutamente una bugia. Un ciclo di brevi meditazioni, l'intento è che siano brevi per poi lasciare più spazio alla preghiera, che possiamo intitolare Storie nel deserto. Andremo a vedere nella parola di Dio delle storie che sono accadute nel contesto del deserto e il Signore ci aiuterà sicuramente a essere incoraggiati e spronati a servirlo e amarlo di più. Questa sera iniziamo rileggendo la storia di Agar che troviamo in Genesi capitolo 16. Non è un lungo capitolo, lo leggiamo tutto, ed è la prima storia che troviamo nella Bibbia di un personaggio che si ritrova nel deserto. Genesi capitolo 16. Or Sarai, moglie di Abramo, non gli aveva dato figli. Aveva una serva egiziana di nome Agar. Sarai disse ad Abramo: «Ecco, il Signore mi ha fatta sterile. Ti prego, va dalla mia serva, forse avrò figli da lei». E Abramo diede ascolto alla voce di Sarai. Così, dopo 10 anni di residenza d'Abramo nel paese di Canaan, Sarai, moglie di Abramo, prese la sua serva Agar, l'egiziana, e la diede per moglie ad Abramo suo marito. Egli andò da Agar, che rimase incinta. E quando si accorse di essere incinta, guardò la sua padrona con disprezzo. Sarai disse ad Abramo: «L'offesa fatta a me ricada su di te. Io ti ho dato la mia serva in seno, e da quando si è accorta d'essere incinta mi guarda con disprezzo. Il Signore sia giudice fra me e te». Abramo rispose a Sarai: «Ecco, la tua serva è in tuo potere, falle ciò che vuoi». Sarai la trattò duramente e quella se ne fuggì da lei. L'angelo del Signore la trovò presso una sorgente d'acqua nel deserto, presso la sorgente che è sulla via di Sur, e le disse: «Agar, serva di Sarai, da dove vieni e dove vai?» Lei rispose: «Fuggo dalla presenza di Sarai, mia padrona». L'angelo del Signore le disse: «Torna dalla tua padrona e umiliati sotto la sua mano». L'angelo del Signore soggiunse: «Io moltiplicherò grandemente la tua discendenza e non la si potrà contare, tanto sarà numerosa». L'angelo del Signore le disse ancora: «Ecco, tu sei incinta e partorirai un figlio a cui metterai il nome di Ismaele, perché il Signore ti ha udita nella tua afflizione. Egli sarà tra gli uomini come un asino selvatico, la sua mano sarà contro tutti e la mano di tutti contro di lui, e abiterà di fronte a tutti i suoi fratelli». Allora Agar diede al Signore che le aveva parlato il nome di Atta Erroi, perché disse: «Ho io proprio qui veduto andarsene colui che mi ha vista?» Perciò quel pozzo fu chiamato il pozzo di Lacai Roi. Ecco, esso è tra Cades e Bered. Agar partorì un figlio ad Abramo. Al figlio che Agar gli aveva partorito, Abramo mise il nome di Ismaele. Abramo aveva 86 anni quando Agar gli partorì Ismaele. Accomodatevi. Questa storia potrebbe permetterci di schierarci dalla parte di Agar o dalla parte di Sarai. Agar ha guardato con disprezzo la sua padrona, nonostante l'uso di quel tempo di concedere una serva e considerare il figlio di quella serva come un figlio legittimo di quella donna che aveva concesso quella serva. Quindi possiamo schierarci dalla parte di Sarai dicendo: Agar se l'è cercata, ha guardato con disprezzo, ha
umiliato la sua padrona, lei doveva mettersi al servizio del desiderio di maternità della propria padrona, invece si è inorgoglita. Possiamo invece stare dalla parte di Agar e dire: questa donna è stata colpita duramente, il termine è molto forte nell'ebraico, quindi non dobbiamo pensare soltanto a un insulto estemporaneo, ma evidentemente la mano di Sarai si caricò pesantemente su questa donna, probabilmente la punì o la umiliò o la privò di cibo, la segregò lontana dagli altri. Non sappiamo, non è scritto, però possiamo schierarci dalla parte di Agar condividendo la sofferenza di questa donna che era stata maltrattata dalla propria padrona. Cosa fa Agar? Fugge, scappa, si allontana da quella situazione di sofferenza, prova a liberarsi di questo suo problema fuggendo. Noi vedremo nelle situazioni, nelle storie, nel deserto della Bibbia, che molte volte il deserto è il luogo di destinazione di quelli che scappano. Chi scappa di solito non scappa per andare, nelle storie che leggiamo, in un'altra civiltà, ma tante volte va nel deserto, perché la fuga di chi vuole scappare dai problemi non è soltanto una fuga da chi sta facendo soffrire, da chi sta perseguitando, ma è anche il desiderio di tagliare i ponti con tutti, di allontanarsi, di non stare a sentire nessuno, di isolarsi. E sappiamo bene che questa è una tendenza che abbiamo tutti. Quando abbiamo i nostri problemi, razionalmente possiamo anche dire: è giusto che io non mi isoli, è giusto che io parli con qualcuno, è giusto che io mi faccia consigliare. Ma nell'atto pratico, la maggior parte delle volte, ognuno pensa per sé dicendo: non voglio sentire nessuno, non voglio parlare con nessuno, me ne vado nel deserto, un deserto figurato chiaramente. Agar fugge anche perché si sente indifesa. Rimanendo nel clan di Abramo, nelle tende di Abramo, lei sa che comunque lì è una serva e Sarai ha tutta la libertà di fare di questa donna quello che vuole, quindi continuare a maltrattarla oppure essere pietosa nei suoi confronti. Quindi Agar in quelle tende si sente completamente indifesa, è una serva, quindi non può in nessun modo difendersi, chiamare un avvocato, portare la sua causa ad Abramo, perché Abramo stesso aveva detto alla moglie di punire questa donna. Quindi in quelle tende lei è completamente indifesa e quindi l'unico modo per difendersi in qualche modo è scappare nel deserto, dove se non altro non deve difendersi da nessuno perché non c'è nessuno. A volte noi ci sentiamo feriti, a volte ci sentiamo indifesi, a volte abbiamo il desiderio soltanto di scappare, di non sentire più nulla. E quando questi sentimenti, che sono sentimenti forti, non sono sentimenti lievi che si possono in qualche modo razionalizzare, uno si ferma, si mette a tavolino e dice non è giusto, sono sentimenti forti, travolgenti. Quando questi sentimenti affiorano nel nostro cuore, la soluzione è il deserto. Il deserto è il luogo ideale dove noi possiamo continuare a coltivare questi sentimenti. E noi sappiamo che Agar ha questi sentimenti, non perché ce lo dice lei o lo descrivono le persone che vivono con lei, ma lo dice l'angelo. Il Signore ha visto la tua afflizione. Dobbiamo ringraziare il Signore però, che quando siamo così tempestati da questi sentimenti, Lui in qualche modo lo permette, pur sapendo che non sono buoni,
Noi siamo però sotto il suo occhio vigile e quindi lui sa fino a dove ci deve permettere senza che ci facciamo del male. Ci permette di scappare nel deserto, pur sapendo che il deserto non è assolutamente il luogo del nostro bene, ma lo fa perché quando noi abbiamo questi sentimenti così forti nel nostro cuore, di delusione, di afflizione, di rivalsa, di dolore, quando ci sono sentimenti così forti, sono come dei rumori assordanti al nostro orecchio spirituale e sono così rumorosi che noi non riusciamo più a udire la voce del Signore, che è l'unica voce che in situazioni di prova noi dovremmo sentire, ma non ci riusciamo. E allora scappiamo, traiamo le nostre conclusioni infantili spiritualmente, perché scappare nel deserto, se poi leggeremo altre storie nel deserto, non è mai la soluzione. Il Signore dice sempre a tutti quelli che vanno nel deserto: rifai la strada nella stessa direzione dell'andata, torna da dove sei venuto, e lo dice anche ad Agar. Ma ci permette di scappare, come i bambini che quando sono feriti, e io ho mio figlio che quando esplode emotivamente fa così, non sentono niente, piangono, gridano scappando e vanno via, lontano, sbattono la porta, si chiudono e si isolano. Dio lo permette per un breve tempo, non perché vuole farci assaporare il dolore del deserto, l'aridità del deserto, la durezza del deserto, ma perché il deserto in queste situazioni di grande dolore, di grande prova, è l'unico luogo dove finalmente noi non sentiamo più nessuno e possiamo sentire soltanto la voce del Signore. Agar non aveva bisogno di andare nel deserto perché l'angelo si presentasse a lei per parlare al suo cuore. Nella storia del clan di Abramo, noi abbiamo la storia di Abramo stesso che ascolta la voce udibile del Signore mentre è nelle tende. Quando in Genesi il Signore gli promette una grande discendenza e poi lui sbaglia con la soluzione di Agar, Dio gli parla quando lui è nelle tende, lo fa uscire dalla tenda di notte, gli dice: guarda le stelle. Questo per dire che Dio non aveva bisogno che Agar andasse nel deserto per rivelarsi a lei e parlare al suo cuore. Avrebbe potuto farlo di notte, come aveva fatto con Abramo. Avrebbe potuto farlo dopo il mezzogiorno, quando tutti riposavano per la calura del sole, come noi sappiamo della Samaritana che andava al pozzo in quell'orario perché non c'era nessuno, erano tutti a riposo. Avrebbe potuto in altro modo parlare il Signore, ma permise che questa donna arrivasse al deserto perché c'era bisogno che lei si allontanasse non tanto dai rumori delle persone intorno a lei, ma dai rumori di quei sentimenti che la stavano confondendo, aggravando l'afflizione del suo cuore. Dio permise che Agar arrivasse nel deserto. Ma abbiamo dei cenni che ci permettono di dire che Dio non voleva assolutamente che lei rimanesse nel deserto. Lei si ferma dove c'è una sorgente e per definizione il deserto è il luogo senza acqua. Ma Dio voleva che la vita di Agar fosse altrove, dove c'erano acqua, vivande, riposo e ombra. Si ferma alla sorgente, lì Dio si rivela e parla al suo cuore. Finalmente Agar, lontana da tutti, lontana da tutto ciò a cui lei attribuiva il suo dolore, non può dire che c'è Sarai che la sta facendo soffrire, è nel deserto, non può dire che c'è Abramo che è insensibile alla sua maternità, perché lei è nel deserto, non può dire che ci sono le serve che si sono schierate dalla parte dei padroni contro di lei, perché lei è nel deserto, è lontana da tutti, quindi non c'è più la causa del suo dolore. Non può più attribuire a nessuno il suo dolore. Ora finalmente lei può udire il Signore in modo inconfondibile. Non si può più sbagliare. E il Signore le parla. E non le parla in modo duro, ma le parla lo stesso in modo diretto.
Le dice: torna dalla tua padrona, ti ricordo che tu sei una serva, ti ricordo che tu hai un ruolo, ti ricordo che ti devi inserire lì dove tu sei parte di un programma di vita, in una famiglia, dove tu adesso hai la promessa di una maternità e quindi devi portarla avanti. Ma Dio dice: io ho visto la tua afflizione. Cioè Dio sta dicendo ad Agar: la vita può essere dura e non c'è modo di evitare difficoltà, prove, scontri, conflitti. Quindi stare qui non ti gioverà a nulla, ritorna, perché tanto le battaglie ritorneranno. Ma tu tornerai con una consapevolezza nuova. Io ho visto la tua afflizione. Tu tornerai e scoprirai che la pace nel cuore non arriva dalla fine del conflitto, perché ne finisce uno e ne inizia un altro. E Agar lo imparerà, perché dopo qualche anno, che sembrava tutto sereno, un giorno, una mattina, Abramo va da lei e da suo figlio e dice: dovete andare via. Un altro problema, un'altra prova. Quindi Dio gli sta dicendo: la tua pace non deriva dal fatto che non hai più le cause del tuo dolore, perché le cause ci saranno sempre. Smette una e inizia un'altra. La tua pace procederà da una cosa che tu da oggi sai: io sono il Dio che ti vede. Ho visto dove eri, ho visto la tua fuga, ho visto dove sei arrivata, ho visto il luogo dove ti trovi, so se il luogo dove ti trovi è buono per te eppure no, e quindi ti indico io il luogo dove tu devi andare. Ma quello che tu devi sapere è che io ti vedo, che il mio sguardo è sempre su di te. E quando ti sentirai sovraccaricato dalla prova, dal dolore, dall'afflizione, da sentimenti contrastanti, ricordati che se anche ti sentirai solo contro tutti, io continuo a vederti. Questo garantirà la tua pace. E Agar ritornò. Dio le parlò al cuore. Solo Dio è capace di consolarci così. Non sono solo parole. Sicuramente quelle parole scesero profondamente nel cuore. Tant'è vero che Agar dà un nome a Dio, il Dio che mi vede. E quando Abramo si riferirà a Dio, Agar ricorderà sempre: lui è il Dio che mi vede. Quando proverà a parlare male contro Sarai, che è sterile, lei si ricorderà che il Dio che lei ha conosciuto è il Dio che la sta vedendo, e quindi imparerà a servire il Signore secondo quello che deve fare. Ma quando sentirà il peso della prova su di lei si ricorderà che il Dio che ha conosciuto è il Dio che la sta vedendo, e che se è stato capace di raggiungerla nel deserto, sarà capace di consolarla in ogni situazione. Se questa sera c'è qualcuno che è assordato da sentimenti di sofferenza, dolore, delusione, afflizione, se ha il pensiero di fuggire da tutto perché il peso sulle proprie spalle è troppo pesante, si ricordi che Dio è il Dio che ci vede e che forse per un breve tempo ha permesso la prova del deserto perché noi potessimo finalmente udire la sua voce che abbiamo smesso di udire prima, dando troppo retta alla voce del nostro cuore, ai nostri sentimenti o alle nostre cause, quando è solo la voce del Signore quella di cui avevamo bisogno. Dio ci vede, Dio ci vuole parlare e vuole dirci quelle parole che sono capaci di placare la tempesta del cuore. Quindi adesso pregheremo
chiedendo a Dio se c'è qualcuno che è afflitto, che consoli il Signore, che mostri che ha visto tutto. Un po' quando qualcuno prova a spiegare, va da una persona dicendo mi è successo questo, non sapendo che quella persona ha visto tutto. Quella persona lo ferma dicendo non hai bisogno di dirmi niente, ho visto tutto. So cosa devo fare, so cosa devi fare, so ciò di cui tu hai bisogno. So tutto, ho visto. Dio ci ha visti nella nostra afflizione. Dio ci ha visti quando abbiamo subito un'ingiustizia. Dio ci ha visti anche quando siamo stati noi causa di ingiustizia. Dio ci ha visti quando siamo stati in un luogo di pericolo. Dio ci ha visti. Dio questa sera ci sta vedendo. Dio conosce il nostro cuore. Dio vede il nostro cuore. Concedetemi questa metafora. Dio vede il nostro cuore. Per dire quanto è chiaro ciò che avviene dentro di noi al Signore. Al Signore tutto è chiaro. Nel Salmo 139 Davide dice: per te luce e tenebre sono uguali. La luce e le tenebre per te sono chiare come il giorno. Dio vede chiaramente quello che stiamo vivendo. Possiamo essere consolati. E mentre adesso pregheremo, lo Spirito Santo ricorderà allo Spirito nostro: Dio ti sta vedendo. Riposati in Lui, sii consolato, trova forza nel Signore e tu ritornerai ad affrontare le tue battaglie personali, ma questa volta con un Dio che ti vede.